Buongiorno ai titoli. A Siracusa blitz antidroga, 11 arresti per spaccio, detenzione di armi ed estorsione, fondamentali sistemi di videosorveglianza monitorati dalla Guardia di Finanza ad Avola. Uccisa brutalmente a mani nude, non era un incidente domestico ma un femminicidio, arrestato a Gela un romeno, devastato il corpo della compagna. A 8 giorni dal nubifragio di Favara non si trova ancora il corpo della donna travolta dal fiume di fango, recuperati il portafoglio e un pantalone. Spunta la pista mafiosa dietro il rapimento lampo del 17enne di Vittoria. L'inchiesta passa alla direzione distrettuale antimafia di Catania. A Trapani, dopo lo scandalo referti in ritardo, il commissario dell'ASP mostra i primi risultati della sua gestione, liste d'attesa quasi azzerate e un monitoraggio continuo delle prestazioni. Uno striscione per la Palestina al liceo ospedalieri di Catania. Gli studenti occupano la scuola preoccupati per il loro futuro di fronte a guerre e massacri. Polemiche sul ticket di 5 euro per visitare i crateri silvestri sull'Etna, la replica del proprietario della funivia dell'Etna Russo Morosoli. Il bene è di mia proprietà, non è demanio. Calcio, il Catania lavora alla trasferta di Giuliano a pieno organico, anche Aloy e Rolfini tornano in gruppo, Martic è l'unico indisponibile. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Operazione antidroga nel siracusano ad Avola. Sono stati 11 le persone arrestate, accusate di spaccio, detenzione di armi ed estorsione. Fondamentali per risalire al gruppo i sistemi di videosorveglianza monitorati dalla Guardia di Finanza. Desiree Ferlito. Alle prime luci dell'alba ad Avola, una vasta operazione antidroga ha portato all'arresto di 11 persone. Gli indagati gestivano una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio aretuseo. Un'indagine iniziata nel 2024 con l'arresto di uno degli attuali destinatari delle misure è riuscita a far luce sul gruppo criminale che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola. Fondamentali i sistemi di videosorveglianza monitorati dalla Guardia di Finanza, in cui si vede un uomo a bordo di un motociclo fermarsi davanti a un'abitazione con un carico di droga. Una piazza di spaccio ben articolata, oltre agli 11 arrestati altre 2 persone sono state destinatarie dell'obbligo di firma e dimora. Gli indagati sono accusati a vario titolo anche di estorsione e detenzione illecita di armi da sparo. A Gela fatta luce sulla morte della donna romena che è stata uccisa brutalmente a mani nude dal compagno connazionale. Sentiamo Ger Italia. Una scena di devastazione, una violenza brutale. Così il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ha descritto le condizioni in cui è stato trovato il corpo di Veronica Basa, 64 anni, uccisa lo scorso 17 settembre nella sua casa di Via Amendola. Quello che ci racconta soprattutto i primi accertamenti sul cadavere di una violenza selvaggia di quest'uomo che nei confronti di questa donna, che ha portato a delle lesioni molto importanti sul cadavere, lesioni anche interne e per la maggior parte, per quello che sembra, fatte a mani nude. Per il delitto è stato arrestato Lucian Stan, 40 anni, bracciante romeno, accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo le indagini l'uomo avrebbe picchiato la convivente fino alla morte, tentando poi di ripulire la scena per far credere a un incidente domestico. L'autopsia invece ha rivelato un grave politrauma cranico e toracico, colpi ripetuti, schiacciamento, segni compatibili con un'aggressione a mani nude. L'esame autoptico descrive un quadro di violenza devastante, un corpo fortemente provato dalle forti violenze impresse dai colpi, addirittura da una compressione toracica in cui il GIP di fatto plasticamente descrive una posizione a cavalcioni dell'aggressore sulla vittima, e quindi poi l'insieme di queste evidenze investigative e scientifiche ha consentito di raccogliere un quadro indiziario convergente confermato dal GIP nell'emissione del provvedimento cautelare. A dare l'allarme non fu lui ma un vicino di casa, ore dopo la morte. Nel quartiere San Giacomo intanto restano sgomento e rabbia, mentre la comunità romena si è stretta nel dolore per una tragedia che forse poteva essere evitata. Il portafoglio, una scarpa e forse un pantalone, quello che rimane per ora di Marianna Bella, la donna ancora dispersa a 8 giorni dal nubifragio che ha travolto Favara in provincia di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo.
All'alba di oggi è ripartita tra dolore e speranza la corsa contro il tempo per ritrovare Marianna Bello, la 38enne di Favara, travolta mercoledì scorso dal fiume di fango e pioggia e risucchiata da un collettore mentre cercava di mettersi in salvo. Favara è sotto shock. Ad una settimana dal nubifragio crescono indignazione e rabbia. Che è colpa che hanno tolto le gratette non vanno a togliere, che a quest'ora non fosse in questa situazione, con le grate si fermava e quest'ora fosse tra noi, non fosse così dispersa. Speriamo che viva, ma sono passati 6 giorni, penso che questa ragazza o è sbattuta in qualche muro, in qualche sasso grosso, speriamo che viva, ma a questo punto non ci credo più. Sarà sepolta sotto i cespugli, i canneti, queste cose qua. Nel percorso che porta al depuratore, i soccorritori hanno ritrovato nei giorni scorsi alcuni effetti personali, la borsa, il cellulare, i documenti, la felpa. Ma il ritrovamento più toccante è avvenuto ieri pomeriggio, un pantalone coperto dal fango, forse quello che Marianna indossava quella mattina maledetta, un dettaglio che ha gelato il cuore dei familiari e commosso l'intera comunità. Noi ci auguriamo tutti quanti che questa povera signora venga trovata immediatamente per dare sollievo al marito, ai figli e a tutta la popolazione. E mentre i vigili del fuoco continuano a svuotare i laghetti di fango, la speranza è almeno di trovare il corpo. Spunta l'estorsione e la pista mafiosa per il rapimento lampo del 17enne di Vittoria. La famiglia al nostro TG dice un fulmine a ciel sereno, non abbiamo mai ricevuto alcuna telefonata di minaccia. Adesso la direzione distrettuale antimafia di Catania si occuperà delle indagini. Sentiamo Desiree Ferlito. Spunta la pista dell'estorsione mafiosa sul rapimento lampo a Vittoria del 17enne rilasciato dopo 24 ore. Per questo adesso l'inchiesta del Tribunale di Ragusa è passata alla direzione distrettuale antimafia di Catania e affidata all'aggiunto Sebastiano Ardita e al sostituto Alfio Fragalà, d'intesa con il procuratore Francesco Curcio, che approfondiranno la pista della criminalità organizzata sul territorio ragusano. La famiglia non ci sta e il padre del ragazzo ancora scosso ribadisce: è stato un fulmine al ciel sereno, non abbiamo mai avuto alcuna minaccia e non riusciamo a capire ancora quale sia il motivo del sequestro. Il 17enne si sta lentamente riprendendo, racconta il padre. Va a scuola ed è tornato al lavoro anche nell'azienda familiare che si occupa della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Il giovane è stato sentito dagli investigatori, con gli amici che erano con lui al momento del sequestro. Il comando è entrato in azione il 25 settembre di sera, prelevando il 17enne. Uno dei 4 rapitori lo ha chiamato per nome, lo ha preso per un braccio e caricato in macchina. Il ragazzo verrà rilasciato 24 ore dopo, è ritrovato in strada da un amico nei pressi di un capannone di proprietà di un cugino di Gianfranco Stracquadaini, il boss di Vittoria, latitante da oltre un anno. Inchiesta Mercurio, i comuni di Catania, Mister Bianco, la Regione Sicilia e il Ministero dell'Interno sono stati ammessi come parti civili. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania punta a fare luce sulla capacità della famiglia Santa Paola Ercolano di penetrare all'interno della pubblica amministrazione per coltivare i propri interessi economici nel settore degli appalti. Tra gli imputati, accusato di voto di scambio, il deputato regionale Giuseppe Castiglione, ex componente della Commissione Antimafia ed ex consigliere comunale di Mister Bianco. Matteo Marchese. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 ottobre. Dopo lo scandalo referti in ritardo, l'ASP di Trapani ha iniziato a sfoltire le liste di attesa. Il commissario straordinario ha illustrato il bilancio dei primi 3 mesi di gestione con i risultati già ottenuti e le iniziative avviate. C'è anche un monitoraggio settimanale e la pubblicazione mensile dei dati. Laura Spanò. All'ASP di Trapani, dove ancora non si è spento l'eco dello scandalo per i ritardi nella refertazione degli esami istologici, il commissario Sabrina Pulvirenti, insediatasi 3 mesi fa, parla dei risultati concreti raggiunti a cominciare dal percorso di rilancio complessivo dell'attività dell'azienda. Un notevole passo avanti arriva dalle liste d'attesa con una vera e propria rivoluzione. Stiamo condividendo quando una visita, quando un esame strumentale è veramente importante, con quale quesito diagnostico e con quale priorità. Attualmente attraverso gli sportelli fast track che sono aperti uno per ogni distretto territoriale abbiamo erogato e prenotato più di 1600 prestazioni codice B, ossia entro i 10 giorni.
Non abbiamo più prestazioni dell'anno 2024, quindi stiamo erogando quelle dell'anno 2025, stiamo avviando un percorso anche per le prestazioni D e P. Come? Con la collaborazione dei medici che faranno la prima visita, che prenderanno in carico il paziente e che avranno, già ce l'hanno, la disponibilità di prenotare le agende di controllo. Io ti prendo in carico alla prima visita e ti dico fra 6 mesi, un anno ritorni da me senza che tu ti rechi di nuovo dal tuo medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta per farti prescrivere il controllo. Massima attenzione al laboratorio di anatomia patologica ristrutturato e informatizzato. Dopo l'assunzione del nuovo direttore e di nuovi anatomopatologi, ha detto Pulvirenti, il laboratorio è un centro unico aziendale dotato di tecnologie digitali che consentono di fotografare e archiviare in tempo reale i campioni istologici, migliorando la precisione diagnostica e la tracciabilità dei referti. Adesso a Catania ha occupato il liceo classico Ospedalieri. In un documento gli studenti spiegano il loro no al genocidio di Gaza. Riflessioni, incontri e dibattiti. Simona Mazzone. Cori e applausi davanti al liceo classico Ospedalieri di Catania, dove oltre una cinquantina di alunni ha occupato l'istituto e qui ha passato la notte. In assemblea permanente, all'interno riuniti con bandiere e striscioni qui fuori, contro la violenza della guerra, contro il genocidio a Gaza, preoccupati per il loro futuro davanti a un presente di morte e devastazione. Una decisione, quella dell'occupazione, dopo un percorso di riflessione e proteste. E una bandiera gigante pro-Palestina occupa il fianco dell'edificio, la vedete alle mie spalle, ancora per rafforzare il messaggio che questi ragazzi vogliono lanciare. Questa mamma ha 2 figli che frequentano la scuola. Sono molto orgogliosa del fatto che abbiano delle idee, che scendono in piazza a protestare, a far valere i propri diritti per ciò che può essere il loro futuro e per ciò che è il loro presente. Gli studenti non vogliono parlare al microfono, temono provvedimenti per chi occupa la scuola, ma hanno redatto un documento con le loro ragioni accessibile a tutti. Fuori dall'istituto anche un gruppo di docenti capitanati dalla dirigente scolastica. Noi abbiamo avuto diversi confronti con i ragazzi e sicuramente ora usciremo da questa situazione e io autorizzerò delle assemblee per poterci confrontare. Senza un lamento e ti accorgeresti di un lamento. Cantano la guerra di Piero perché i conflitti da sempre spazzano via gli innocenti, bambini e ragazzi come loro, come i soldati che nella poesia di De André si trovano di fronte sapendo che uno dei 2 non tornerà a casa. Torna a far parlare di sé la circonvallazione di Catania. Da quasi un anno c'è un tratto pericoloso che è stato transennato per la caduta di massi. I pedoni per evitarlo devono camminare tra le auto. Tonino De Mana. È transennato da quasi un anno, ma sembra non interessare a nessuno. Eppure il pericolo è dietro l'angolo, anzi su quest'angolo che s'affaccia sulla circonvallazione di Catania, al centro di dibattiti per la sicurezza, ma che a volte si perdono nei meandri della burocrazia o del disinteresse. Sta di fatto che da novembre questa enorme parete lavica pende come una spada di Damocle su pedoni, motociclisti ed automobilisti. L'unico intervento del comune di Catania è stato quello di mettere in sicurezza, si fa per dire, il marciapiede. Penso che il comune si dovrebbe dare una mossa e ripararlo al più presto. Poi quando ci scappa il morto, poi siamo tutti afflitti. Dispiace tanto. Per noi cittadini anche vengono persone e vedono questo disastro, perché è un disastro. Qualcuno, per evitare di farsi arrotare dai mezzi in transito, passa all'interno dell'area interdetta, scegliendo forse il male minore. Lei lo sa che ha corso un pericolo non indifferente? Per le pietre? Lo so, già è tanto tempo che è transennata, però non fanno niente per sistemare la situazione. L'abbiamo vista un po' preoccupata passare al di là delle transenne. Sì, perché avevo paura che mi stirassero. Gli enormi massi caduti sono ancora in bella mostra ed altri rischiano di precipitare, compreso l'albero che potrebbe finire direttamente sulla sede stradale. Analoga situazione e quindi identico pericolo dalla parte opposta della carreggiata. Per tutti, pedoni compresi, è consigliabile l'uso del casco. In diverse aree della Sicilia, emergenza cinghiali. Nella zona montana del Siracusano la regione ha già messo le prime trappole per fermare l'avanzata dei suini che arrivano anche in pieno centro abitato. Francesco Aloi.
La trappola è tra gli alberi di nocciole, in uno dei posti più amati dai cinghiali. Siamo a Buccheri, nella zona montana del Siracusano. Come in altre parti della Sicilia, anche qui è emergenza suini. La prima trappola è stata installata qui a ridosso del centro urbano. Questo è un noccioleto di un'azienda agricola e purtroppo non riesce a fare un raccolto perché appunto i cinghiali, i suini vengono giornalmente. Per questo le trappole sono necessarie. Soltanto nel Siracusano la regione ha formato 85 coadiutori, volontari che avranno il compito di controllare questi sistemi di cattura, che saranno attivati a breve. I cinghiali arrivano ovunque, fino al centro abitato. Si riproducono molto velocemente e i danni sono ormai troppi. I residenti ci fanno pressione perché subiscono molti danni nelle loro campagne, perché distruggono i muri, fanno cadere i muri. È un problema, è un'emergenza sociale. Un'emergenza che non ha confini e che sta mettendo in ginocchio i produttori agricoli. Dall'altra parte della provincia, Francofonte, ai confini con Catania, il problema è lo stesso. Qui ad essere distrutti però sono gli aranceti. Abbiamo montato dissuasori sonori, luminosi. Le trappole che abbiamo utilizzato non hanno sortito quello che noi speravamo. Una breve pausa e poi le polemiche nate per il ticket da 5 euro per visitare i Monti Silvestri sull'Etna. Il pagamento di 5 euro per visitare i crateri silvestri ha scatenato polemiche politiche e istituzionali. Il proprietario di funivia dell'Etna, Morosoli, replica e dice: il bene è di mia proprietà e non è di demanio. Roberta Lunghi. I crateri silvestri non sono, al contrario di quanto hanno fatto credere, patrimonio dell'umanità. Non sono neanche ricadenti in territorio del parco di massima tutela e non sono assolutamente demanio, perché altrimenti non li avrei potuti acquistare. Così l'imprenditore Francesco Russo Morosoli, proprietario dell'azienda funivia dell'Etna, dopo le polemiche sull'accesso a pagamento ai crateri silvestri sul versante meridionale dell'Etna. Per Morosoli, proprietario dell'area dal 1997, non si tratta di un ticket ma di un contributo di 5 euro per la valorizzazione di un sito dove nel tempo si sono dovuti affrontare i problemi legati alle troppe incurie, ai troppi atti vandalici, ai troppi incidenti. I 5 euro da versare comunque solo dai non residenti in Sicilia hanno creato reazioni politiche e istituzionali. Da Ismaele Lavardera, deputato regionale e leader di Controcorrente, che annuncia un'ispezione, alle deputate del Movimento 5 Stelle, Lisa Adorno e José Marano, che ha presentato tra l'altro un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulla vicenda. Non comprendo quindi tutto questo clamore, visto che in Italia ci sono migliaia di siti come questi privati in cui si paga un biglietto di accesso. Per il sindaco di Nicolosi Pulvirenti, che ha annunciato un'ispezione congiunta, la proprietà privata non può prevalere sull'interesse pubblico. Morosoli replica ricordando un antefatto. Il comune di Nicolosi, nei vari consigli comunali già ad aprile, parlava appunto di questo possibile paventato ticket, chiamiamolo così, ai crateri silvestri. E poi, per l'imprenditore, resta da valutare anche lo sfruttamento turistico del luogo, con pacchetti venduti dai tour operator. Devo pagare gli operatori che raccolgono la spazzatura, devo pagare i risarcimenti danni perché, essendo il proprietario, ho la responsabilità civile, penale e amministrativa del sito, e gli altri possono benissimo vendersi le escursioni a gratis a casa mia. Dopo le tensioni sulle nomine di sottogoverno, la maggioranza di centrodestra tiene alla prima prova d'aula. Movimento 5 Stelle sul piede di guerra sui numeri della sanità. Luca Ciliberti. L'Ars si è riunita a Palazzo dei Normanni alla presenza del presidente Renato Schifani. Sul deputato supplente l'Aula, con voto segreto, ha dato parere favorevole al disegno di legge nazionale con 37 sì e 28 no. La figura del deputato supplente è già prevista in altri consigli regionali. Il primo dei non eletti subentra al deputato consigliere regionale che viene nominato assessore dal presidente della regione, diventando così incompatibile il doppio ruolo deputato e assessore. In Sicilia gli assessori sono 12. Le opposizioni che hanno detto no hanno motivato che questa figura comporterà
comporterebbe una maggiore spesa per le casse pubbliche regionali di circa 12 milioni di euro. L'Aula ha eletto a scrutinio segreto anche il nuovo componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la regione siciliana. Si tratta dell'avvocato catanese Ivan Maravigna, che ha ottenuto 37 voti favorevoli su 65 votanti. Le tensioni del centrodestra che hanno accompagnato la vigilia della seduta dunque non hanno inciso sulla tenuta della maggioranza. Al momento Fratelli d'Italia, che ha mostrato tutto il proprio nervosismo per le nomine non condivise, soprattutto nella sanità, su tutte la riconferma di Salvatore Iacolino alla pianificazione strategica, ha mostrato lealtà. Magari un maggiore chiarimento fra le forze di maggioranza e col Presidente Schifani sarebbe auspicabile, ma da qui ad arrivare alle conclusioni estreme di un ritiro della nostra delegazione ce ne corre. Sulla sanità regionale attacca anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle accusa l'assessorato di aver gonfiato i numeri della cardiochirurgia pediatrica di Palermo ed è pronta a dare battaglia divulgando tutti i dati dubbi nel corso di una conferenza stampa convocata per le prossime ore all'Ars. Breve pausa al calcio, con il Catania si prepara la trasferta a Giugliano. Eccoci al calcio, il Catania in vista della trasferta di Giugliano. Toscano ha ritrovato Aloi e Rolfini, venerdì la partenza per la Campania. Francesco Triolo. La trasferta di Giugliano in programma sabato pomeriggio è l'antipasto per i piatti forti dell'ottobre rossazzurro. Arrivare bene al doppio impegno con Salernitana e Benevento è l'obiettivo della squadra di Mimmo Toscano. Arrivarci bene significa farlo dal punto di vista mentale, dell'entusiasmo, ma soprattutto da quello fisico. E sotto questo aspetto arrivano buone notizie dall'infermeria. I rossazzurri, che hanno già cominciato la preparazione in vista della trasferta contro il Giuliano, hanno ritrovato un paio di effettivi in gruppo. Ieri sono rientrati infatti al lavoro a pieno regime con i compagni sia Salvatore Aloi che Alex Rolfini. Il centrocampista ha saltato le ultime 5 partite a causa di un infortunio muscolare, mentre l'attaccante, fermato in estate da una lesione miotendinea, non ha ancora debuttato in maglia rossazzurra. Entrambi sono attesi nella lista dei convocati già dalla trasferta in Campania. Indicazioni positive sono arrivate anche per l'attaccante Francesco Forte, tenuto a riposo dopo le noie accusate a Cerignola, ma da considerare tra i disponibili per il prossimo match. Oggi giornata di riposo per la squadra, che tornerà ad allenarsi domani e lo farà quotidianamente sino a venerdì mattina, quando è prevista la rifinitura e poi la partenza per la Campania. Basket, battesimo europeo per il Trapani Shark, che stasera ospita gli spagnoli del Tenerife in Champions League. Ci fermiamo, è tutto per questa edizione del mattino, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.